Salut Lombardia! Oggi parleremo della classificazione del bergamasco e dunque del lombardo in genere, che come saprete si iscrive nella casella della Gallo-Romania, meglio ancora del Gallo-Romanzo cisalpino. Per Gallo-Romania si intende l'ampia regione romanza di sostrato celtico/gallico, che è andato ad influenzare il latino volgare, o meglio ancora il latino parlato, dell'epoca tardo-romana, tardo-antica e alto-medievale, e che riguarda nello specifico la Gallo-Romania transalpina, dunque il Gallo-Romanzo transalpino, e la Gallo-Romania cisalpina, e quindi il Gallo-Romanzo cisalpino. Nella fattispecie, come saprete, si tende più ad inquadrare il Gallo-Romanzo cisalpino come Gallo italico, secondo l'Ascoli e il Biondelli, con un'etichetta che però, a mio avviso, è piuttosto imprecisa e grossolana, perché di italico nel contesto padano c'è ben poco. Preferisco dunque parlare non di Gallo italico, ma di Gallo-Romanzo cisalpino o di cisalpino senza altro aggiungere, che chiaramente va ad includere tutti i parlari gallo-romanzi cisalpini, detti anche a mio avviso lombardi, perché parlati nella dimensione storica della Lombardia e che sono ben distinti dall'italo-romanzo propriamente detto e quindi dal toscano, che è la base dell'italiano corrente. Il bergamasco, come forse saprete, appartenendo alla famiglia, o meglio sottofamiglia gallo-italica, si iscrive a sua volta nel cosiddetto lombardo orientale o transabduano, con riferimento alle parlate bergamasche, bresciane, del cremasco, dell'alto mantovano, della Valle Camonica, più altri territori residui come ad esempio il Trentino occidentale, che si distinguono dal resto delle parlate lombarde per tutta una serie di fenomeni. Non da ultimo sono parlate che hanno sicuramente subito l'influenza del veneto, o meglio ancora del veneziano, e che hanno anche, a mio avviso, un importante elemento retico, soprattutto nelle vallate bergamasche e bresciane, dove ad esempio si registrano interessanti fenomeni come la spirantizzazione della S sorda, soprattutto in posizione intervocalica. Tornando però comunque al bergamasco e al suo inquadramento gallo-italico, lo statuto ne è limpido proprio perché per tutta una serie di caratteristiche appartiene al gallo-italico e fa dunque parte della Gallo-Romania. Gallo-Romania in questo caso cisalpina. Ed è bene rimarcare l'appartenenza tassonomica del bergamasco e di tutti gli altri parlari lombardi al cosiddetto gallo italico, o meglio ancora, come dicevo, gallo romanzo cisalpino, perché ci smarca dal contesto puramente italo-romanzo che riguarda il territorio dall'Appennino tosco-lombardo in giù, e dunque l'Italia propriamente detta. In nessun modo il gallo italico può essere considerato un ramo dell'italo-romanzo, e soprattutto in nessun modo le lingue gallo-italiche possono essere considerate dialetti dell'italiano, perché questa non è altro che una bestemmia. In nessun modo il lombardo, i vari parlari lombardi sono derivati dall'italiano, e cioè dal fiorentino letterario. E questa purtroppo è una perla di ignoranza che spesso anche dei linguisti riciclano a mo' di mentalità tosco-centrica e romano-centrica, andando così a banalizzare la discussione. È importante distinguere bene le varie sottofamiglie romanze proprio per non ingenerare confusione e per non alimentare una certa stantia retorica patriottarda che inquina solamente il dibattito, impedendo di distinguere per bene la natura delle varie parlate e quindi della linguistica. E così che il bergamasco appartiene al gallo italico, segnatamente alla porzione orientale del lombardo inteso dai linguisti, e quindi l'insieme delle parlate che corrispondono all'attuale regione Lombardia con altri territori limitrofi, e che viene anche chiamato transabduano perché al di qua dell'Adda, o con la prospettiva di Milano al di là dell'Adda.
e tra tutte le varie caratteristiche che magari ricorderemo più avanti, ce ne sono proprio una serie che accomunano le parlate bergamasche bresciane, del Cremasco, della Val Camonica, dall'Alto Mantovano e di altri territori minori, che possono portare effettivamente a parlare in maniera imprecisa lombardo orientale, mentre in maniera sicuramente più precisa potremmo dirlo lombardo etnico orientale, proprio perché parlando di linguistica, lombardo, il termine lombardo può sostituire appieno l'etichetta gallo-italica o gallo-romanza cisalpina, perché va ad indicare le lingue parlate propriamente nel territorio della Lombardia etnica e della Lombardia etnolinguistica. È dunque fondamentale inquadrare correttamente la problematica, dare il giusto nome anche alle varie lingue e ai vari dialetti delle lingue che stiamo passando in rassegna, dove dialetti o vernacoli intendono le varianti delle principali parlate locali, che nel caso del bergamasco possono essere ad esempio il valdimagnino, lo scalvino, il brembano, il cremasco, che è un suddialetto del bergamasco, ed altri ancora che magari passeremo in rassegna più avanti. È comunque importante definire da subito, a mo' di introduzione, la natura del bergamasco, che viene considerata, come le altre, lingua gallo-italica per il fatto che presenta un importante sostrato celtico-gallico, che è quello che è riemerso con la caduta dell'impero romano e quindi anche con la volgarizzazione delle nostre aree, sostrato che è andato così a modificare il latino volgare parlato nella bergamasca e che di conseguenza, formandosi nell'alto medioevo, presenta una serie di caratteristiche riconducibili al sostrato gallico, al latino parlato nella nostra zona e poi al superstrato germanico, soprattutto di natura longobarda, che riguarda comunque, al di là di pochi costrutti, segnatamente il lessico. C'è un vario dibattito in linguistica anche relativamente ai sostrati, perché taluno non crede possano essere qualcosa di concreto, ma a mio modesto parere devo invece dire che indubbiamente il sostrato ha la sua importanza, perché va a smarcare le varie realtà linguistiche della Romagna, e nel nostro caso, come nel caso transalpino e anche iberico, è indubbio che sia esistito un sostrato gallico relativamente alle lingue celtiche galliche che venivano parlate nella protostoria nel nostro territorio e in tutto il territorio della Romagna occidentale, che si smarca dalla Romagna orientale o meridionale propriamente per via dell'influsso esercitato dalle parlate dei Celti. Ecco quindi che a grandi linee abbiamo un po' delimitato a livello tipologico e tassonomico l'ambito linguistico che via via andrò a trattare, ed è dunque, ripeto, basilare, proprio perché è importante dirlo e rimarcarlo, che quando si affronta una discussione relativa alle nostre lingue si dia il giusto inquadramento tassonomico alle stesse, proprio per non ingenerare sfondoni e non degenerare a sua volta in questioni che banalizzano e inflazionano il dibattito, impedendo di trattare, come è giusto che sia, in maniera limpida e schietta la questione. Ecco dunque delineata la natura gallo-italica della lingua bergamasca, che chiaramente è una variante locale del lombardo, e proprio per la bontà della disciplina linguistica che stiamo trattando, è bene precisare che in nessun modo il bergamasco è un dialetto dell'italiano, è un dialetto senz'altro, e che quindi è invece una lingua locale che appartiene a una sottofamiglia ben precisa e che ha tutti i crismi per essere considerata, per quanto locale, lingua, e il cui termine utilizzato dai linguisti relativamente alla sua natura sociolinguistica, cioè dialetto, è un termine che può essere impiegato solo in senso sociolinguistico e non propriamente linguistico.
Ma di questo poi andremo a parlare via via, che pubblicherò altri video relativamente alla situazione bergamasca, toccando poi nei video principali del lunedì la natura globale e generale delle lingue lombarde. Salut Lombardia!